Euroregione News. Al Bella Italia NFA Village il judo mondiale. Gianluigi Pugnetti, manager incaricato dell'evento di Lignano Sabbiadoro, ci descrive la grande partecipazione con 604 atleti provenienti da 36 nazioni e 3 continenti diversi. Ormai siamo giunti alla 9ª edizione di questo torneo. È una tradizione ormai per il trofeo Tarcento. Si chiama trofeo Tarcento perché è il trofeo che è emigrato da Tarcento ed è stato inserito nella 9ª edizione. Il trofeo Tarcento è molto più vecchio, ha 37 edizioni. Da 9 fa parte di questo circuito, come dicevo prima, circuito mondiale e ovviamente anche europeo. Si crea una ranking list per cui ricevono dei punteggi gli atleti e poi hanno delle posizioni nelle varie classifiche. Siamo orgogliosi di organizzarlo qui in Friuli, a mantenerlo qui in Friuli, in particolare a Calignano, struttura che si presta molto per questi eventi. Riceviamo consensi ogni anno, quest'anno partecipano 36 nazioni per un record di 604 atleti partecipanti effettivi, erano iscritti 651. È una performance molto grossa, richiede un impegno organizzativo altrettanto grosso. L'evento è organizzato da un club, ovviamente con il patrocinio della Federazione Italiana. Ci richiede un grande impegno, ma ormai siamo una macchina che è abbastanza rodata, una macchina abbastanza affiatata, impegniamo tutta la struttura organizzativa della società, siamo circa 100 persone come staff che lavoriamo. Gli atleti hanno un'età che va dai 18 ai 21 anni, partecipanti alla gara. Diciamo che questo evento ci impegna tanto, per cui dopo prenderemo un periodo di tranquillità, perché oltre alla gara voglio ricordare che c'è anche il training camp, cioè un periodo di allenamento in cui diverse delegazioni, quest'anno dovrebbero fermarsi una ventina di delegazioni straniere, più ovviamente la delegazione italiana ufficiale, per un totale di circa 320 atleti o qualcosa di più. Si fermeranno fino a mercoledì questi, per cui avranno 2 giorni e mezzo di training camp, dopodiché ovviamente lo standard dei camp è tarato su 3 giorni, per cui dopo dobbiamo fermarci. Probabilmente se lo allungassimo si fermerebbero anche qualche giorno in più, perché la location si presta molto bene, vuoi per la struttura del villaggio, vuoi anche per la location di Lignano come posizione geografica. Questo ci aiuta molto perché siamo vicini all'aeroporto di Venezia, per cui le connessioni da tutta Europa e dalle parti del mondo sono buone. Il prossimo anno noi ci riproponiamo, ci ricandidiamo, se ovviamente l'Unione Europea, che è l'ente controllore dell'evento, perché giustamente come si diceva prima l'evento è sotto il patrocinio dell'Unione Europea Judo, per cui noi siamo supervisionati dai commissari europei che ci danno delle valutazioni, ci danno ovviamente delle valutazioni in modo costruttivo, però ci dicono anche come stiamo andando. Le valutazioni delle ultime edizioni sono state sempre molto positive, raggiungendo anche in alcune aree le migliori valutazioni possibili. Noi ci ricandidiamo, se ce lo attribuiscono ancora, perché potrebbe essere anche assegnato ad altre località. Al momento noi ci teniamo aperti e disponibili a ricevere il trofeo. Come in passato abbiamo organizzato anche altri eventi, però ci teniamo a che il trofeo Tarcento inserito in questo contesto venga fatto sempre qui a Lignano, sempre in questa location. Dal Bella Italia NFA Village di Lignano per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.